Anche una capostale infermiera tra i 44 ecofurbi pizzicati lungo la sinistra Piave nel corso del 2015. Per tutti multa da 200 euro ciascuno, ovvero quasi 9.000 euro complessivi. Si sono maleducati, incivili e tutte le parole peggiori si possono dire per questa gente. 18 le violazioni rilevate dall'ispettore ambientale per i furbetti che dal secco alle ramaglie abbandonano di tutto un po' dove non si dovrebbe, 26 invece gli ecofurbi incastrati dalle telecamere. Quello che dispiace è che non stiamo parlando di persone emarginate, stiamo parlando di persone ben inserite nel contesto sociale che si trasformano di fronte al rifiuto. Per tutti i tempi duri, visto che Savno sta posizionando sempre più occhi elettronici mobili. E stiamo incrementando notevolmente le telecamere, i controlli sono a tappeto. 600 kg, vale a dire dei 30 ai 40 sacchi da 100 litri di rifiuto abbandonato a settimana, 50.000 kg di rifiuto verde abbandonato all'anno, nonostante il punto di raccolta gratuito. L'abbandono del verde soprattutto ci dà fastidio quello dove ci sono le piazzole per la raccolta settimanale del verde ramaglie, che è un servizio molto comodo per il cittadino. Abbandono significa 180 ore di lavoro extra settimanale per gli operatori ecologici e pagato da noi residenti. Guardate che il rifiuto che viene abbandonato è un rifiuto secco, quindi non si può fare la differenziata. Quindi è un costo e non c'è il relativo ricavo per la differenziata. Con i furbetti che agiscono sempre più con l'imbrunire. Di solito sono di sera e di notte. Non è che siano tutti come si può pensare gli extracomunitari, no, la maggior parte sono residenti che non capisco perché li buttano, perché tanto la bolletta la pagano.